Quest'anno Buongiorno, la tradizionale oggi è la vigilia di Natale, i capelli sono quello che sono. Quest'anno salta la tradizionale vasca in centro cortina perché la mia amica lavora quest'anno. È strano perché di solito sono io che lavoro e invece quest'anno io sono a casa e lei lavora. Come si invertono le cose. Oggi colazione con il tè nero, con una banana e se proprio ci stanno 2 o 3 biscotti integrali. Oggi è successa una cosa, ero a letto, no? E praticamente il gattino era sopra di me, non so perché deve venire sopra di me, tanto è leggero, finché è piccolo che è leggero. E poi è venuto là, si è avvicinato alla mia faccia e faceva le fusa. Oddio, non è mai successo fino adesso. Forse sta iniziando a capire le coccole, perché lui non è un tipo coccoloso. Mi sono preparata, sto aspettando mia mamma che non si sa dov'è. Nel senso, mi ha detto arrivo tra mezz'ora e la mezz'ora penso sia anche già passata. Quindi sì, è passata abbastanza. Se lei dice mezz'ora sono sicura che devo aspettare un'ora. Ecco. Vabbè, intanto io sono pronta. Però nel frattempo che io aspetto mi viene da andare in bagno 1000 volte perché ho l'ansia che devo andare via. Che palle sta ansia, ragazzi. È veramente ansiosa, l'ansia ansiosa. Uffa, vabbè. E devo fare anche lavori a computer, ma non li faccio. Sinceramente non ne ho voglia. E a Evi ho già detto che dall'1 al 7, cioè la prima settimana di gennaio io non caricherò video. Non ne ho neanche di pronti, quindi devo riregistrare tutto, prepararmi tutti i video e quindi non caricherò niente, non aspettatevi niente. Ecco, è arrivata. Miracolo, è arrivata. Ci vediamo dopo. Spesa fatta. Ho preso un carrello enorme di roba. Eccola che arriva. Sono al villaggio con mia mamma perché l'ho ripresa di nascosto. Non vuole. Che palle. Adesso è mezzogiorno, quindi è anche quasi ora di andare a mangiare. Io non ho mio amoroso che viene a pranzo oggi e quindi, che bello, la mia... io sto da Dio quando non deve venire a pranzo. Perché è proprio, ve l'ho già detto, è un peso per me il pranzo. E ho comprato all'Eurospin il pane, l'avete visto, il pane col finocchio e il cumino, che è come la puccia praticamente. Che buono! C'è un profumo qua in macchina, mi verrebbe da aprirlo, solo che a casa ce l'ho già aperto, quello alla segale normale, e quindi devo finire prima quello, ma se c'è un profumo, ho una fame, un languorino. Ho fame, fame. Anche, vabbè, oggi ho fatto colazione, sì, quindi ho la memoria che mi sta tradiendo ormai. Sto iniziando a pulire finalmente il bagno e quindi mi sono tirata sui capelli perché mi davano fastidio, perché vengono qua davanti, proprio mi danno fastidio, solo che non riesco a tenerli su perché l'altra volta, 2 mesi fa che sono andata a tagliarli, a sistemarli, vi avevo detto, me li ha tagliati troppo corti e quindi ci sono dei ciuffi che sono cortissimi che prima invece erano lunghissimi. I parrucchieri sono così purtroppo non c'è niente da fare. E ho spruzzato candeggina di là in bagno e pulisco con il vapore, solo che mi sono dimenticata di mettere candeggina anche da altre parti, quindi adesso mi tocca andare a metterla, la sto lasciando agire in modo che dopo quando vado a passare col vapore venga via un po' meglio. E va bene, adesso mi sto facendo un tè caldo. Il mio disastro dei tappeti del bagno, questo è tutto macchiato, io non so perché è così macchiato, ma è così bello e soffice, questo qua mi piace tantissimo. E niente, la roba sporca non mi interessa. E praticamente per pulire io uso questo che è
una vaporella, ma è della Simac Laser Vapo. È pronto perché c'è la luce accesa, quindi vuol dire che forse è pronto. E uso questo qua, me l'ha dato mia mamma, perché sennò dovrei comprare. No, a parte che ce ne ho uno su da casa dei miei, però sennò dovrei comprarlo e quindi niente, andiamo a spruzzare. Io volevo pulire un attimo l'angolo qui, l'angolino qua, e quindi ci vado a spruzzare. La candeggina. Ok, qua ho spruzzato tutto candeggina ovunque praticamente. Mettiamo ancora un po'. Ok, e va bene, vado di là. Guardate già le macchie. La candeggina è formidabile, le vedete le strisce? Ci sono tutte le striscioline delle gocce. La candeggina è una bomba, mamma mia. E che sembra pulito, e invece poi vai a mettere la candeggina e vedi che è lurido. Vabbè, metto via qui. Ok, vado a bermi il tè caldo. Stavo guardando un po' di video su YouTube, nel frattempo che aspetto che in bagno si prepari che la candeggina agisca. Sto mangiando questi, ma mangio un pezzettino alla volta perché i semini sono amarissimi. Questi snack ve li avevo proposti anche nel video dei cibi finiti e non so male, però hanno quell'amaro che è un po' fastidioso. Niente, e ne mangio un pezzettino così alla volta, perché infatti questa confezione è aperta da un po', perché mi sono bevuta il tè e mi serviva qualcosa da mangiare. Nel frattempo qua ho il computer, io mi metto qui a computer, poi c'è anche il sole questa stagione qua, cioè d'estate non mi entra neanche in casa il sole, adesso arriva fino alla parete. Questi due qua si sono messi a giocare. Io invece, in teoria dovrebbe arrivarmi un corriere, il GSL. Oh, sbaglio sempre la GLS o GSL. Quello lì, insomma, non ci andiamo a ficcare in problematiche. Quel corriere lì dovrebbe arrivare. È la lotta che fanno Pippo e Peppe. Sono a buon punto, ho pulito tutte le fughe del pavimento, si vede, cioè io lo vedo, poi sì, ovvio. Qui era nerissimo perché qua viene giù l'acqua dalle finestre e forma la muffa. Finito, ho sistemato tutto il bagno, questo l'ho spostato qui perché lì ci andrà un'altra cosa che vedrete, insomma, più in là. E basta, ho pulito qui, quindi ho messo tutti gli asciugamani, quindi abbiamo altri, tutto pulito, bello, luccicoso. Sono contenta che ho sistemato il tutto. Adesso sono anche un pochino stanca, ho la schiena che non la sento più e neanche il braccio a forza di pulire, quindi questa è la mia vigilia di Natale, pulizie in casa. Va bene, era da fare da tanto tempo e finalmente l'ho fatto, adesso sono a posto per un po'. Di pulizie proprio grosse, profonde, così col vapore e basta. Adesso mi faccio merenda perché ho fame e stasera vado a mangiare da mia nonna, quindi vi porto con me e vi faccio vedere un po' i piatti, così. Niente, non posso riprendere nessuno perché nessuno vuole essere ripreso e quindi che brutta vita così. No, è brutto, perché tu vorresti rendere partecipi un po' tutti dei tuoi video, ma non puoi perché non vogliono. Io lo capisco anche, quindi io una volta non volevo fotografie, niente non volevo che mi facessero
e invece adesso faccio video, quindi no, quindi posso capire gli altri, e quindi ci vediamo più tardi. Come merenda, caffè e latte, e è andato tutto fuori dalla tazza, anche perché non so perché, si vede che la tazza forse è troppo alta, è troppo vicina al bordo superiore del microonde, e quindi ogni volta mi frega, va tutto per sopra. E biscotti integrali, questi qua. Allora, se è meno 10 all'una, sì, mi fa segno che va a dormire. Sì, anch'io adesso non vedo l'ora di andare a dormire, effettivamente. Domani, che è il giorno di Natale, vi farò vedere quello che mi ha regalato mia nonna e mio zio e basta. E adesso mi cambio perché ho tutti i vestiti che sanno di cane. Vi auguro buon Natale, perché voi lo vedrete oggi che è Natale. Effettivamente è già mezzanotte, è già passata la mezzanotte, quindi è già il giorno di Natale, e quindi tra qualche ora inizierò a registrare. E c'è il piccolo che gioca con la carta dei regali. Va bene, allora io vi do la buonanotte, buongiorno, e ci vediamo al prossimo videovlog che sarà domani. Ciao notte e buon Natale.